Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Dopo l'emergenza incendi, con le piogge adesso il rischio sono le frane. Intanto la magistratura indaga sui roghi che in Calabria hanno distrutto 20.000 ettari di terreno, lo conferma il procuratore Gratteri. Oggi piove e si guarda con preoccupazione al terreno annerito dagli incendi. I roghi hanno indebolito la Calabria e si teme per le frane. Il rischio è alto, come affermato qualche settimana fa ai nostri microfoni dal capo della Protezione Civile Carlo Tansi. La conseguenza, la più immediata, delle fiamme che nell'estate 2017 hanno distrutto, secondo le prime stime, 20.000 ettari di bosco nella nostra regione, minacciato abitazioni e danneggiato pesantemente le aziende agricole, un'emergenza che ha colpito in modo particolare la provincia di Cosenza e interessato le aree protette del Pollino e della Sila. Giorni roventi non solo per le temperature, ma per la battaglia impari tra i soccorritori pochi e il fuoco che appena spento ritrovava misteriosamente vigore. L'ipotesi più volte avanzata è quella di una strategia criminale, non autocombustione, non piromani isolati, ma un disegno preciso che ha ridotto in cenere gran parte del patrimonio boschivo. C'è l'attenzione della magistratura, la conferma dal no comment del procuratore Nicola Gratteri in risposta alla precisa domanda sugli incendi. Vi ho detto che io di indagini in corso non ne parlo. Quali interessi si muovono dietro il rimboschimento? Gli alberi in fumo rivelano un nuovo business dell''ndrangheta. Gli inquirenti sono al lavoro, così come le istituzioni, per mettere a punto un piano di prevenzione perché l'estate appena trascorsa resti solo un brutto ricordo.